Allora, ciao, buongiorno a tutti. Diciamo che questa mattina è una prima prova per fare questa specie di rassegna stampa un po' così improvvisata. Allora abbiamo l'amico Endri Bullo, presidente del Consiglio Comunale di Chioggia. Ciao Endri. Buongiorno a tutti. Poi abbiamo Andrea Granzo, che è consigliere di municipalità a Favaro, giusto Andrea? Andrea, mi sei... Buongiorno a tutti, grazie. Benissimo. E l'ingegnere Achille Cestere, esperto diciamo di sicurezza, ok? Giusto Achille? Va benissimo, perfetto, grazie. Ciao a tutti. Allora, vado un attimo sul Gazzettino di oggi, diciamo, così in maniera proprio molto, molto veloce, perché abbiamo tutti i minuti contati. Allora, diciamo che il primo titolo che c'è qua sul Gazzettino, che è poi il titolo che viene ripreso su tutti i giornali un po', che c'è il problema del tampone a chi entra in Italia. Zaia propone una stretta sugli arrivi, appello agli scienziati, dateci indicazioni univoche. Okay? E un altro titolo, appunto, che c'è Ricciardi, se il contagio aumenta, a rischio la riapertura delle scuole. Allora io direi di cominciare a sentire un attimo così il parere, io direi di cominciare da quello più istituzionale, dal Presidente del Consiglio Tribullo. Cosa ne pensa anche della sua così esperienza che ha avuto a Chioggia con le direttive che insomma più o meno ha cercato di dare in via istituzionale? Diciamo che purtroppo quello che prevedevamo si sta avverando. Noi abbiamo fatto tutti dei grossi sacrifici, direi anche in maniera abbastanza riuscita, perché quest'inverno tutti si sono adoperati i primi giorni a fatica, ma poi ci eravamo anche un po' abituati a seguire queste restrizioni. Purtroppo ci siamo un po' rilassati, secondo me, perché complice è stata anche la buona stagione che, insomma, specialmente nella nostra zona abbiamo avuto delle possibilità maggiori di altre zone, avendo il nostro turismo, potendo beneficiare della spiaggia, di luoghi aperti, e quindi tutti si sono lasciati un po' troppo andare, secondo me, perché avevamo, ripeto, questa fortuna di poter vivere la stagione estiva in maniera abbastanza sicura, avendo spazi ampi ed aperti, ma come spesso succede ci si dimentica, quindi io ho notato anche durante il giorno di Ferragosto che c'erano i consueti ritrovi nella spiaggia serale per fare questi banchetti tutti assieme. Purtroppo dobbiamo ricordarci che il periodo non è passato, anzi dobbiamo stare attenti e prevenire il periodo che verrà, cioè l'autunno. In effetti molti parlano delle aperture delle scuole, qualcuno anche con qualche critica, però dobbiamo pensare anche che le scuole, se verranno aperte, dobbiamo pensare anche a tenerle aperte. Quindi sono d'accordo con il Presidente Zaia quando dice che bisogna controllare tutti quelli che entrano. Io però direi che bisognerebbe anche un po' diffondere un po' di più la sensibilità di essere tutti più attenti, e non dico di tornare al lockdown, però di porre certe attenzioni, quelle attenzioni che secondo me ormai sono d'obbligo, perché ognuno può scegliere per la propria salute, però non per quella degli altri. Andrea, tu a Favaro com'è la situazione, come pensi appunto di questa situazione totale, insomma, generale? Allora, adesso io ci lavoro, quindi ogni giorno vedo diciamo, i numeri di turismo leggermente migliorato rispetto, diciamo, a una fase in precedenza, ma che però ovviamente porta ancora nelle casse del comune di Venezia ancora meno risorse. Tra l'altro questo avrà anche un problema di chiusura di bilancio nei prossimi mesi. Diciamo che è una stretta che è doverosa fare, purtroppo
punto di vista economico risulta vantaggiosa, ma dal punto di vista della salute credo sia importante controllare chi ritorni dalle vacanze e soprattutto avere una ricerca, un controllo negli aeroporti piuttosto serio. È chiaro che gli enti locali possono avere la loro gestione, ma deve essere ovviamente una gestione in concomitanza con la regione e con lo stesso governo, perché altrimenti si fa difficile per tutti. Le scuole ovviamente dicevo, gli spazi non sono sufficienti, quindi per il distanziamento, quindi si dovrà anche ragionare in altri termini. I controlli a tutti serviranno per chi entra in Italia, perché è importante che ci sia un controllo generale. Dal punto di vista delle mascherine, ovviamente le mascherine in questo momento servono, ci dovrà essere una maggiore attenzione da parte di tutti. Abbiamo visto che a Ferragosto ci sono stati momenti di sovraffollamento, però è anche vero che è difficile riuscire a gestire tutti, come una fase precedente di lockdown aveva riportato una fase rischia, che si spera non si ritorni a una fase, diciamo, di lockdown, perché ovviamente ne risentiremo tutti da Venezia a tutte le città che vivono di turismo. Quindi la fase è molto critica, è molto difficile a questo punto avere le previsioni per fine anno. Quindi questo è il mio, diciamo, pensiero in questo momento. La salute è importante, ma è la salute, ovviamente anche le imprese che devono ripartire, devono assumere. Gli stagionali, c'è un problema enorme sul territorio degli stagionali che non hanno percepito diciamo, indennità o che comunque sono in forte difficoltà. Quindi questa è una parentesi del coronavirus che si porta avanti, si spera di ripartire al più presto. Grazie. Allora, visto che hai toccato il tema della discoteca praticamente, io chiederei appunto all'ingegnere Achille, che è esperto di sicurezza, e ieri c'è stato così, direi che la notizia un po' clou del giorno, soprattutto per quanto riguarda Chioggia, è stato l'intervento di ieri del vescovo di Chioggia, che ha fatto un intervento, è stato ripreso anche da parte dei giornali, scusate, del Gazzettino. Vi ho mandato anche il PDF sia del Gazzettino che della Nuova Venezia, se non sbaglio, e praticamente il vescovo, che è apprezzato, diciamo, per la sua diciamo anche dai cattolici, ma non solo dai cattolici, per la sua schiettezza, è intervenuto con un post ieri mattina sul suo profilo personale, dove diceva, in sintesi, lo riprendo dal titolo della Nuova Venezia: il vescovo, discoteche chiuse, punto di domanda, dov'è il problema, punto di domanda, ma finisce sotto il tiro dei leoni da tastiera. Ecco, tu Achille hai avuto modo di seguire questa diciamo, questa ennesima battaglia su Facebook avvenuta qui in quel di Chioggia? Sì, io sono un appassionato di Facebook e nel tema discoteche posso dare il mio piccolo contributo, perché tra i tanti lavori che ho fatto sono stato gestore anche di 2 discoteche. Una vicino a Forte dei Marmi sulla spiaggia e una era una discoteca estiva in mezzo a una foresta, si chiamava appunto Le Fonti della Foresta. Diciamo che il vescovo ha perfettamente ragione. In molti casi le discoteche sono semplicemente luoghi dove mandiamo in massa i nostri ragazzi, dove il contagio è possibile, altro che le scuole. Ecco, io vorrei spezzare una lancia a favore della riapertura delle scuole. È impossibile continuare a tenere chiuse le scuole, mentre è possibilissimo chiudere le discoteche. E do ragione in pieno al vescovo sulla sua linea. Ha ragione quando dice che non si capisce perché si debba sovvenzionare le discoteche con le tasse di tutti, mentre nessuno si preoccupa se teniamo chiusi ancora per 1, 2 o 3 mesi le scuole. Non pensiamo ai ragazzi grandi, pensiamo ai bambini che sono impossibilitati a socializzare. Un altro lockdown per le scuole elementari, per le scuole materne, sarebbe deleterio e devastante per i bambini piccoli e aumenterebbe ancora il divario sociale nelle famiglie, perché alcune famiglie hanno la possibilità di dare un'istruzione alternativa ai loro figli,
Per altre il lockdown si tradurrebbe nel lasciare davanti al televisore o davanti a un cellulare questi bambini che a questo punto ne soffrirebbero enormemente nel loro periodo di crescita. Quindi sposo in pieno la tesi del vescovo e gli do tutta la mia solidarietà. I leoni da tastiera che si facciano avanti e che si facciano vedere. Ha espresso semplicemente quello che era un ragionamento logico e di buon senso. Quindi non mi straccerei le vesti per la chiusura delle discoteche, che comunque arriva tardiva, perché arriva quando la stagione di agosto è ormai finita. Ieri ho visto la sparata del Sant'Anché che dice: io tengo aperto il mio Twiga a Forte dei Marmi. Come ti dicevo, io avevo anch'io una discoteca a Forte dei Marmi e purtroppo l'esperienza che ho fatto non è stata un'esperienza entusiasmante. Io ho visto questi giovani che cercavano lo sballo a tutti i costi e se non gli davi lo sballo cambiavano discoteca. Quindi credo che il vescovo abbia pienamente ragione, mi dispiace che abbia tolto il suo post da Facebook. Grazie, questa è la mia opinione. Bellissimo intervento, molto, molto incisivo, sicuramente anche il tuo intervento darà luogo a ulteriori critiche sicuramente. Andrew, prima ti avevo visto un attimo che hai tossito, perché quando uno parla la telecamera passa, tu come Presidente del Consiglio, stai attento a quello che dici ovviamente, cosa ne pensi dell'intervento dell'ingegnere Achille? Guarda, concordo in pieno, l'ingegnere ha centrato il problema, non so se perché abbiamo più o meno la stessa età, ma la vedo nella sua stessa maniera. Diciamo che per sintetizzare un po', io vorrei dire che di medicine buone non ne ho mai conosciuto, le medicine sono sempre un po' amare, però prendendole stiamo meglio. Dispiace perché chiudere le discoteche vuol dire dare un colpo pesante ai giovani che, come sappiamo, tramite le discoteche si rilassano, si preparano anche ad essere più caricati nel ritornare al lavoro, quelli che lavorano. Però il problema c'è, il vescovo, come tu hai detto, è un personaggio molto schietto, sempre presente su tutti i temi di attualità e quindi non è una sorpresa che lui si esponga in maniera così schietta. Io credo che lui ha espresso un pensiero che sicuramente sarà appoggiato dalla maggioranza. Poi quando guardiamo Facebook bastano 3 o 4 leoni da tastiera per far sembrare, per capovolgere il discorso. Sappiamo benissimo che purtroppo c'è molta gente che non si rende conto che pur scrivendo in Facebook corre dei rischi anche di offesa a volte, perché vedo delle risposte che sono esagerate, però mi sento di dire che approvo quello che ha detto Monsignor Tessarollo. Diciamo che sì, forse si esprime sempre un po' in maniera vistosa, però c'è poco da fare. Su un posto dove si accumulano le persone davanti a dei drink, a dei momenti di euforia, è inevitabile che si agevoli i contagi. Quindi purtroppo, ahimè, è una categoria che ne risentirà più degli altri. A me dispiace perché sicuramente ci sono un sacco di operatori che ne soffriranno anche economicamente, quindi credo che a questo punto spetti al governo, all'amministrazione, cercare quei tipi di aiuti o quelle alternative che diano agli operatori di questo settore in modo di sopravvivere economicamente. Però è una cosa che va fatta, cioè la discoteca è uno dei punti di assembramento più pericolosi perché anche se
la gente va in discoteca con la mascherina, poi dal momento che devono bere, devono togliersela, la vedo dura a praticare una discoteca con le distanze e con tutte le sicurezze. E quindi, ahimè, mi dispiace, ma questa è una misura che bisognerà prendere. Allora, siccome questa è una prima prova che stiamo facendo, dobbiamo organizzarci meglio per le prossime. Io concluderei questa prima, diciamo, puntata con una domanda che faccio a tutti e tre praticamente. Metterei Andrea per primo a rispondere. Allora, io sono uno di quelli che sta cercando, sapete che avendo una certa, diciamo, esposizione pubblica, so che tante volte sarò presuntuoso, ma dicendo le cose un pochino la gente resta, no? Allora, c'è il famoso discorso dell'applicazione Immuni, che è un primo strumento per cercare di tracciare l'epidemia. È un'applicazione, voi sapete, che è assolutamente anonima, chi la scarica non viene geolocalizzato, non viene assolutamente, diciamo, registrato in nessun modo, eppure ancora tantissimi non solo non la vogliono scaricare, ma pensano, hanno grosse preoccupazioni per la privacy, mentre non hanno alcuna preoccupazione a scaricarsi Facebook piuttosto che altre applicazioni dove in realtà praticamente li conoscono. Su questo, sulle applicazioni Immuni, tu cosa ne pensi, Andrea? Sì, l'applicazione insomma è stato un programma lanciato all'inizio ovviamente con grande diciamo, scetticità da parte di tutti, perché ovviamente si pensava che ci fosse una maggiore adesione all'inizio, ma poi abbiamo visto che i numeri erano più bassi. Da poi in avanti però si apre anche diciamo, dei nuovi capitoli, ovviamente bisogna capire i contagi, quante persone ovviamente... Ma tu l'hai scaricata, scusa se ti chiedo, tu l'hai scaricata Immuni? Io non l'ho scaricata, nel senso che sì, mi sono sempre informato tramite altri strumenti di quello che avveniva sul territorio e ho sempre informato, ma dal punto di vista diciamo, di fonti vere e non diciamo, cose prese a caso in internet. Ho sempre diciamo, pubblicizzato con fonti certe delle statistiche importanti per tutti, perché ovviamente le persone la vivevano in maniera drammatica. Abbiamo visto il lockdown come è stato rigido per tanti italiani. Ok, scusa, come anche un audio che si sente un po' male, ti chiedo scusa ma anche per concludere. Ti tolgo la parola scusa perché il tuo audio è un po' bruttino. Volevo sentire l'ingegnere Achille se tu l'hai scaricata l'applicazione. No, non l'ho scaricata perché il problema è sempre la dicotomia, essere liberi o essere sicuri. È vero che Immuni dà tutte le garanzie di privacy di questo mondo, però è comunque un modo per cominciare a entrare nella tua libertà personale. Io volevo andare a Minsk in queste vacanze e ovviamente Lukashenko in questo periodo ha vietato tutti gli ingressi nella Bielorussia e ti fa fare la quarantena con la scusa del Covid, non con la scusa dei disordini che ci sono. Quindi è vero che Immuni non è un attentato vero e proprio alla tua libertà personale, ma comunque è un primo passo verso questa ingerenza dello Stato nella tua libertà, che col Covid abbiamo provato tutti quanti, perché avevamo qualcuno che decideva quando tu stavi a casa, quando tu dovevi mettere la mascherina, magari con le migliori intenzioni, ma di buone intenzioni è lastricato l'inferno. Quindi io non scaricherò mai Immuni e rinuncerò a un po' della mia sicurezza a favore della mia libertà personale. Questa è la mia posizione in merito. Presidente, tu cosa ne pensi? Io l'ho scaricata subito Immuni, quindi non sono molto d'accordo in questo caso con l'ingegnere perché io vivo col cellulare, vivo col telefono e quindi sono sicuro di essere tracciabile per moltissime altre app. Poi do la precedenza alla sicurezza. Io ci credo a questa app, credo che qualsiasi mezzo ci porti ad essere più sicuri vada adottato. Poi
in merito alla libertà personale, sì, ricordo che ci sono sicuramente tanti altri sistemi per essere controllati ed è un po' difficile nel mondo d'oggi vivere senza avere nessun controllo. Diciamo che dovremmo isolarci, metterci su un'isoletta senza telefonino, senza social, senza TV. Il progresso dà a due facce, questa è l'altra faccia della medaglia. Quindi io inviterei anche più persone possibili a scaricarla. Allora, io vi ringrazio tutti per questa prima puntata, proprio per questione anche poi di tempo, di organizzazione, vi ringrazio molto della partecipazione. Mi dispiace Andrea che c'era un cattivo audio, ma avremo modo eventualmente di recuperare un'altra occasione. Adesso, tanto per essere chiari, chiuderò la registrazione e poi la rimontiamo e la pubblichiamo sulle pagine appunto di Chiusa Azzurra, sul blog. Grazie moltissimo e arrivederci alla prossima volta. Grazie. Grazie a te, ciao. Arrivederci a tutti. Grazie. Ciao. Ciao.